provando una fortissima emozione e una fortissima gratitudine verso tutti quelli che mi hanno preceduto. Se siamo arrivati qui è perché molti altri prima di me hanno lavorato. Sono emozionato anche perché in questo momento ci sono moltissimi ragazzi che stanno lavorando per la riuscita della manifestazione. Quest'anno proponiamo, oltre alle nostre solite attività, il puffetto, il trenino puffetto che arriva a San Vigilio, l'elicottero, abbiamo una bellissima mostra che prende 200 anni di storia di Col San Martino, abbiamo un gravel, l'abbiamo chiamato gravel DOCG, naturalmente solo per amatori, e poi abbiamo un concerto domenica prossima, domenica 12 alle 18, con una novantina di elementi tra musica e coro. Oggi che ci sarà l'inaugurazione della 70ª mostra del Valdobbiadene di OCG, ci tengo in particolare a ringraziare tutti i collaboratori, i nostri consiglieri, le aziende che ci hanno sponsorizzato, i produttori di vino, insomma tutte quelle persone che permettono lo svolgimento di questa 70ª. 70 anni di mostra sono 70 anni di storia, 70 anni di cultura, 70 anni di tradizione, un territorio che ha saputo vincere le sfide e che è stato riconosciuto in tutto il mondo per la bellezza, per il paesaggio, ma soprattutto per un prodotto che è straordinario ed è un'eccellenza. Io oggi ho detto appunto come la Proloco svolga un lavoro straordinario nel portare avanti questa tradizione e ho ringraziato tutti i volontari per l'impegno, per la passione, per la determinazione che mettono ogni anno per organizzare manifestazioni come questa. Questa è un'eccellenza per il nostro territorio e quindi complimenti veramente a tutti e arrivederci al prossimo anno. L'ho citato prima nell'intervento, anche se sono stanco perché con questa sesta iniziativa oggi che faccio, sono partito da Verona velocemente per arrivare qui, ma questo posto merita, perché quando entri in questa corte, con queste bottiglie, con questa gente carica di entusiasmo ma anche di fatica, uno si emoziona, si deve emozionare. E lo dico con estrema franchezza, è questo il luogo che rappresenta la grande forza del Prosecco. Cioè questo Conegliano Valdobbiadene, irto di dipendenze, di difficoltà nel lavorare i vigneti, di problematiche varie, ma un'immagine che i consumatori del mondo si ricordano, si portano via, ce l'hanno davanti agli occhi e continuano a consumare il Prosecco proprio perché questo ambiente, questo connubio tra ambiente e vino ha reso famoso nel mondo questa realtà e anche questo tipo di vino. Si aggregano tutta la comunità e davvero i volontari con la Proloco, ma soprattutto farlo in un contesto in cui ci siano gli anziani, i bambini, le scuole, ma soprattutto tutta la comunità, e aprire le porte anche di una location così importante per ricordare proprio l'attività del settore primario che è l'agricoltura, che lega insieme tutti quanti, dalle tradizioni a quei vigneti eroici che sono la storia e la tradizione di questo territorio. Un momento proprio per fare comunità e perché la gente riscopra il piacere di stare insieme.